Presentato stamani a Casa San Filippo, sede del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, il protocollo d'intesa tra il parco e l'ufficio locale di esecuzione penale esterna UEPE di Agrigento. A sottoscriverlo sono stati il direttore del parco Roberto Sciarralta e il direttore dell'UEPE Stefano Papa. È un valore duplice, è importante, duplice perché è un progetto inclusivo che interessa sì il parco, i terreni del parco, la manutenzione dei giardini, ma interessa le persone che hanno avuto un percorso della loro vita sbagliato e che hanno la possibilità di essere a contatto con il mondo della cultura. Sicuramente se ne gioveranno. È comunque un percorso che consente loro di riprendere quel percorso naturale e ossequioso delle regole, e quindi una rinascita. Il progetto è molto importante e abbiamo avuto una piccola anticipazione con la produzione dell'olio, cioè detenuti che sono venuti qui in valle e attraverso i consigli dei nostri concessionari e degli agronomi, e poi alla fine siamo riusciti assieme alla casa circondariale a produrre l'olio. Questo invece è una manutenzione, cioè 10 persone che lavoreranno in valle, quindi sarà per loro l'inizio di una nuova vita e per noi una collaborazione che mi auguro segni un inizio di una nuova percorso sia per quelli che lo faranno e che la possibilità che avranno di rimettersi in carreggiata avendo e assicurandosi una manualità e una abitudine a un lavoro di restauro e di manutenzione dei nostri meravigliosi giardini e aree paesaggistiche, che sicuramente sarà un arricchimento per il parco ma soprattutto per loro. Quanto dura la convenzione? Ma la convenzione dura un anno e quindi un anno rinnovabile, quindi noi per ora facciamo per 2 anni, ma come dicevo questo per noi rappresenta un punto di inizio e sono sicuro che negli anni a venire questa convenzione, questo percorso che facciamo assieme, questo progetto culturale di recupero potrà avere anche una durata maggiore e un'ampiezza maggiore. Allora, è un protocollo di collaborazione tra l'ente parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e l'ufficio di esecuzione penale esterna di Agrigento per l'inclusione e il volontariato dei soggetti che hanno subito un provvedimento dell'autorità giudiziaria e quindi devono scontare una pena. Sono i soggetti che svolgono una pena all'esterno del carcere, quindi in misura alternativa, e avranno la possibilità attraverso questo patto che non è soltanto una collaborazione per un inserimento senza fine, ma ha lo scopo di dare valore a quella che è un'esecuzione di pena che non può rimanere semplicemente una restrizione della libertà, ma deve essere una restituzione alla collettività in un sito così particolare, così pieno di valore storico, che sostanzialmente darà la possibilità a questi soggetti di riflettere sul proprio comportamento, nel frattempo anche acquisire delle competenze pratiche perché saranno impiegati in alcune attività specifiche di agricoltura sociale, un accrescimento professionale anche attraverso competenze dell'agricoltura, ma anche una possibilità di poter lavorare per restituire alla collettività un nodo che avevano interrotto con il proprio agito. Quindi parliamo di giustizia riparativa, parliamo di una responsabilizzazione da parte della collettività nella esecuzione, nell'accoglienza e nel dare possibilità a chi ha sbagliato, piuttosto che rimanere un problema per la società, di diventare anche risorsa. Ma il lavoro, diciamo, si effettuerà solo all'interno della Valle dei Templi o anche in altre zone della provincia che il parco gestisce? Il parco può utilizzare soggetti in tutti i loro siti dove lo ritengono opportuno, perché loro avranno non solo possibilità di svolgere attività nei campi, dal punto di vista dell'agricoltura, quindi l'agricoltura sociale, ma anche di monitoraggio, di supporto logistico. Quello che abbiamo previsto, e grazie al direttore del parco, è un'ampia disponibilità, quindi un impiego che sia finalizzato a percorsi che siano davvero pieni di senso e di valore,
Agrigento ha questo valore storico che guarda verso il passato. Noi con questo protocollo cerchiamo di far guardare al futuro anche coloro che magari oggi potrebbero pensare di non averlo.